Presidente Maschio, 17 marzo il Paleinvent di Jesolo ospiterà il Job Day. Quali sono le figure che ricercate maggiormente e con quali competenze? In questo momento diciamo, le figure sono trasversali, nel senso che in questo momento gli organici vanno completati sia di camerieri come di sala come di caposala, referenti, ma soprattutto anche delle nuove figure che sono emerse negli ultimi anni nel nostro settore, personale addetto a seguire la parte social. Non li definisco totalmente social media manager perché la media delle nostre strutture non è sempre pronta a recepire questo tipo di figure, ma questo tipo di competenze oggi è necessario. Stanno cambiando anche le figure che cercate in questi ultimi anni? Senza dubbio sì, alcune di queste sono appunto quelle che citavo adesso, i social media manager, cioè delle figure capaci di affiancare oggi la proprietà, il management dell'azienda nell'accompagnare in quella che è l'evoluzione dei tempi del settore turismo. Oggi vendere le camere, che è il nostro prodotto, ancorché vendere esperienze, che oggi è il tema sul quale si discute di più, è senz'altro cambiato completamente rispetto a molti anni fa. Una volta diciamo, bastava aprire le porte dell'albergo e aspettare i clienti, oggi i clienti dobbiamo andarci a prendere a casa, abbiamo bisogno di personale, di collaboratori qualificati che ci aiutino a fare questo. Quali sono le difficoltà maggiori nel reperire personale qualificato? Devo dire che le difficoltà guardandoci in casa è senza dubbio una questione culturale. Oggi non possiamo più aspettare marzo-aprile per pensare di assumere del personale, ma dobbiamo cambiare approccio e mentalità a questo. Sicuramente dobbiamo iniziare a ricercarlo e reperirlo tutto l'anno, mettendo in campo tecniche e modalità che fino ad oggi forse erano poco utilizzate. Noi oggi professiamo un verbo che è quello che la stessa capacità, lo stesso impegno che proferiamo nel cercare e fidelizzare il nostro cliente, il nostro ospite, dobbiamo metterlo anche nel fidelizzare e ricercare il nostro collaboratore. Il Job Day come funziona? Il Job Day è un momento di incontro di domanda-offerta, quindi ci saranno delle aziende che parteciperanno all'evento iscrivendosi appunto in associazione per poter partecipare, avranno a disposizione un banco nel quale poter sviluppare durante tutto l'arco della giornata colloqui e perché no finalizzare anche direttamente assunzioni da parte di candidati che si presenteranno iscrivendosi al portale Soluzione Lavoro Turismo per poter partecipare e candidarsi appunto alla selezione.